Amiche e amici, buongiorno e ben ritrovati con Ore 13. Come sapete noi siamo in diretta, però permettetemi una piccola parentesi rispetto a quello che è il tema della puntata di oggi, perché innanzitutto volevo ringraziare e fare i complimenti a tutta la macchina che è quella di Antena 3, perché stanno facendo un lavoro incredibile in 2 giorni, 24 ore di diretta per dare informazione di tutto quello che sta accadendo nella nostra regione, nel nostro territorio. Se pensiamo che meno di 2 anni fa c'era qualcuno che vedeva per morta questa emittente, invece ancora una volta è stato dimostrato che vive e vegeta, anzi è uno dei primi strumenti di informazione che dice che cosa racconta, che cosa accade nei nostri territori e che dà anche un servizio che è stato condiviso con tantissimi telespettatori, per cui dopo aver ringraziato i colleghi giornalisti, i colleghi tecnici che hanno garantito queste 24 ore di diretta in 2 giorni, ringraziamo tutti voi telespettatori che state costantemente lavorando con noi. Ovviamente ringraziamo, come è ovvio, tutte le forze dell'ordine che in queste ore stanno aiutando la popolazione, le imprese, tutti quanti, e ancora una volta il Veneto, i veneti soprattutto, stanno dimostrando come sanno affrontare le emergenze con la testa, con le mani e col cuore e a fare sistema, perché veramente dobbiamo andare fieri di quello che stiamo facendo. Grazie ancora a tutti i miei colleghi, sappiate che avremo anche durante questa trasmissione una diretta da Belluno, perché se magari in pianura le cose si stanno risolvendo, ci sono intere zone della provincia di Belluno che sono ancora senza corrente elettrica e in situazioni incredibili di grandissimo disagio, strade interrotte, e purtroppo non sarà un'emergenza che si risolve in qualche ora. Allora, fatta questa doverosa premessa e ancora doverosi ringraziamenti, tra l'altro vedo nel monitor, se non sbaglio, Lucio. Esatto, Pier Giorgio. Ciao Lucio, grazie. Sì, Pier Giorgio, buongiorno ai tuoi telespettatori. Scusa se entro prepotentemente nella tua diretta, nel tuo programma, no, ma però abbiamo il Presidente della provincia, Roberto Padrin, che deve entrare in una riunione operativa. L'abbiamo letteralmente strappato dalla riunione con i vertici dei Vigili del Fuoco, il Prefetto e quant'altro, quindi ce l'abbiamo per pochi minuti, però è importante che come Presidente della provincia ci traccia come Presidente appunto il punto della situazione a questo momento. La situazione è sempre molto difficile, soprattutto perché ci troviamo in alcuni comuni del Lagordino che sono praticamente isolati. Noi stiamo intervenendo sulla viabilità con Veneto Strade e anche con ANAS, soprattutto nei punti che sono più critici. In particolare a Cencenighe c'è un ponte che impedisce ai mezzi pesanti di poter passare, e per raggiungere soprattutto alcune località, Rocca Pietro e Sottogude, i famosi serrai che sono stati praticamente devastati da questa onda direi maledetta, perché per noi questa provincia è una provincia che purtroppo si conferma tanto fragile, anche se comunque siamo sempre i primi a correre e a soccorrere. Questa è un po' la situazione peggiore. Ci troviamo poi ad avere anche altre zone colpite in maniera forte, che sono il Comelico, la parte della Val di Zoldo e anche qualche comune del Feltrino. Sull'isolamento diciamo che in questo momento è Lagordino la zona più colpita. Ecco, i messaggi, le comunicazioni ai cittadini e cittadini bellunesi, ma anche ai veneti, che magari vorrebbero venire qui in una sorta di gita del disastro. Ma in questo momento direi di finché non sono completate tutte le operazioni di soccorso e di riabilitazione di tutto. Abbiamo anche un grandissimo problema legato alla mancanza di corrente elettrica. Adesso siamo passati dai 113.000 utenti di lunedì ai 47.000 di adesso, però c'è anche una carenza di acqua, cioè sono stati distrutti alcuni acquedotti, si fa fatica a pompare l'acqua in alcuni comuni. C'è un problema anche di comunicazioni, perché molti ponti radio sono saltate, anche le linee telefoniche sono difficili. Veramente è una situazione che forse non è stata spiegata nella sua gravità, forse a parte voi che siete costantemente vicini a noi e ci state seguendo penso 24 ore su 24, forse i media, anche quelli nazionali, non hanno capito e compreso che la situazione qui in provincia di Belluno è veramente grave. Ecco, quindi i cittadini, quelli che ci stanno seguendo dalle zone colpite, cosa devono fare? Ma noi siamo sempre a braccia aperte ad accogliere chi vuol darci una mano, chi vuole aiutarci in queste giornate, forse dove adesso sono delle festività in arrivo, quindi da parte nostra siamo pronti.
persone preparate che hanno la loro disponibilità e attrezzature per aiutare. Adesso abbiamo mandato soprattutto l'esercito nella parte appunto del comune di Roccapietore, ci sono delle aree dove abbiamo deciso siamo stati aiutati dalle colonne mobili dell'Emilia Romagna, della Lombardia e anche del Piemonte, quindi è un lavoro che ci mette tutti insieme con la Regione Veneto che ci è vicina. Oggi la presenza anche del governatore Luca Zaia è una testimonianza di vicinanza che è sicuramente importante e che contribuisce, diciamo così, a far vedere che non siamo soli. Ecco appunto, tra l'altro noi qui siamo nell'aeroporto di Belluno perché alcune zone si raggiungono solo con l'elicottero. E questo è il problema, difatti gli interventi sulla viabilità sono costanti, però è chiaro che ci troviamo di fronte anche, oltre a delle frane e smottamenti, a tantissimi alberi che hanno occupato la sede stradale. Rimuovere un albero sicuramente non è un'operazione che si fa in 4x8 e con solamente le braccia, quindi ci sono anche queste condizioni di difficoltà. Poi fra l'altro domani arriverà un'altra perturbazione che non ha sicuramente le dimensioni di questa. Si parla di 70 mm sì, di pioggia contro i 700 di questi ultimi giorni. Non c'è neanche da far paragone a un rapporto di 1 a 10, però al di là del rapporto 1 a 10 comunque tutto questo renderà più difficili anche le operazioni di soccorso. Senta, il Presidente Zaia diceva alle zone colpite, ai cittadini che sono stati colpiti, fotografate tutto perché noi siamo abituati a mettere a posto subito e poi queste cose spariscono. Sì, questo. Quindi il messaggio a chi ci sta ascoltando è che ha subito dei danni. L'unità di crisi che il governo ha messo, cioè anche delle risorse economiche, noi abbiamo ieri solo quantificato per quanto riguarda le strade provinciali almeno 45 milioni di euro, quindi l'invito è a tutti, privati, famiglie, aziende, imprese, di fotografare tutti i danni che si sono verificati in modo che poi faremo un report puntuale e preciso per poi andare a chiedere ovviamente un ristoro di tutti i danni che abbiamo subito. Senta, a proposito di aziende, c'è difficoltà perché non arriva la corrente alle aziende? Sì, e c'è anche problemi di mancanza di produzione in alcune zone. La zona industriale di Longarone per esempio è a posto da questo punto di vista. Nel frattempo sentite i motori dell'elicottero che sta alzando proprio per raggiungere le zone colpite. E lì abbiamo un paio di aziende che hanno subito uno scoperchiamento del tetto, alcuni anche danni interni, quindi da quel punto di vista lì la corrente c'è, però ci sono dei danni alle aziende, quindi sarà veramente un lavoro di quantificazione anche questo molto lungo e complicato. Senta, due cose poi la lascio andare perché la stanno aspettando. La prima, in questo vertice che fate voi adesso c'è l'operatività, però diciamo non ci sono problemi per le persone. Prima si parlava di persone che non sono ancora state raggiunte, ma comunque ci siamo tutti. Al momento sì, ci troviamo di fronte alla fine, il bilancio mi pare che sia di 2 morti e qualche ferito, ci sono delle famiglie isolate, persone anziane che mi auguro veramente che possano essere aiutate almeno. Ma voi le avete già contattate? Voglio dire, c'è stato la situazione è sotto controllo almeno da parte dei sindaci dei comuni dove vivono queste persone. Quindi diciamo abbiamo raggiunto tutti, ci siamo contati, ci siamo tutti, insomma non manca nessuno. Al momento ci siamo tutti. Ecco, poi l'altra notizia importante da dare successivamente, il futuro di queste zone. C'è bisogno dei veneti che aiutino questi veneti. Sì, c'è sicuramente bisogno perché penso che dopo queste giornate dove avremo fatto un po' la conta dei danni dovremo ricominciare a ripartire. Noi siamo bravi anche a non lamentarci e quindi avere grande forza, penso che lo spirito veneto e bellunese da questo punto di vista non abbia eguali, però sicuramente non sarà facile questa riniziare. Io poi da sindaco di Longarone ho anche la nostra esperienza triste legata al disastro del Vajont, comunque di persone che hanno grande forza. Sicuramente chi ci aiuta, noi non potremmo che dire loro grazie e siamo sicuramente pronti ad accogliere tutti chi vuol darci una mano. Sperate di riuscire a far partire la stagione invernale o bisognerà aspettare l'estate per far tornare i turisti qui? Questo è da verificare anche gli impianti di risalita, che condizioni sono, e anche se da questo punto di vista non ho notizie negative, però è chiaro che è un po' prematuro adesso fare un po' un'analisi, un bilancio di tutto. Se c'è qualche domanda da studio, Pier Giorgio? Ma direi che è stato assolutamente esaustivo il Presidente e il Sindaco e quindi lo ringrazio ancora, in bocca al lupo, buon lavoro e io mi farò testimone di promuovere le gite affinché generino business in quella zona e non impedimenti al traffico. Quindi
lanciamo questo messaggio: se dovete passare le vacanze di Natale, per quanto sia poi sicuramente non esattamente la situazione migliore, però se è possibile andate a farla nel Bellunese. Questa è la prima roba che già vi dico da subito. Grazie. Grazie di cuore, grazie. Grazie a voi, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie Lucio. Allora, ampia introduzione, tra l'altro confrontare anche questo lo stato di emergenza del Bellunese con lo stato del mondo del vino ovviamente stride un po', però insomma noi dobbiamo anche andare avanti, quindi ringrazio ancora, direi passiamo un attimo e passiamo a quello che è l'argomento della trasmissione di oggi. Vi presento subito i miei ospiti che sono qui in attesa appunto di essere presentati. Noi abbiamo innanzitutto Ivo Nardi, che è amministratore delegato della Perlage Vini, un'azienda particolare, poi ne scopriremo anche il motivo. Roberto Martinuzzo, che è titolare di un'agenzia immobiliare schemattare a casa, specializzato in terreni agricoli, compravendita di terreni agricoli. E poi abbiamo un caro amico di Furlan, che è sommelier, tra l'altro è presidente emerito dei sommelier dell'AIS italiana, e tra l'altro anche un ottimo ristoratore, perché insomma, abbiamo potuto assaggiare molti dei vostri piatti alla panoramica di Nervesa. 0422 162 6798, so che in questi giorni avete usato tanto questo numero di telefono non per fare domande su argomenti come questi appunto, ma per segnalarci le situazioni di disagio. Allora, lo stato del mondo del vino. Prima di andare a una panoramica più generale, io vi chiedo di allacciarvi un attimo a quello che è la situazione che stiamo vivendo, no, in queste ore nel nostro territorio, e capire se un disastro come questo può avere delle ripercussioni in quello che appunto è la cultura del vino, e quindi le viti e quant'altro. Partiamo da chi fa il viticoltore di lavoro. Sì, allora bisognerà fare una verifica delle condizioni della stabilità dei versanti nelle zone collinari, perché sicuramente qualche frana ci sarà, quindi è ancora prematuro però quantificare e vedere, certo, insomma, no? Poi la vite è una pianta resistente, quindi qualche situazione di, come dire, esondazioni o di coperture di acqua nel suolo le sopporta e non dovrebbero portare a condizioni negative, insomma, la pianta che resiste è robusta come noi veneti, no? Sa sopravvivere in condizioni anche molto difficili. Roberto Martinuzzo, può incidere in qualche modo una vicenda di questo tipo anche su quelli che possono essere, ne so, i prezzi dei terreni? C'è qualche ritorsione negativa? Allora, al di là dopo magari delle zone golenali dove può esserci qualche problema per gli impianti che magari col deflusso dell'acqua, tronchi e quant'altro si siano rovinati, è ininfluente, insomma, anzi i clienti che hanno terreni sulle zone che dopo vengono esondate di solito dicono che l'anno dopo producono di più. Il problema è che appunto non si siano rovinati gli impianti, se no è ininfluente per il resto. Eddie, per la qualità del vino, insomma, per fortuna si diceva la vendemmia era stata ultimata su tutti... Sì. Per fortuna le vendemmie si sono concluse alcuni giorni fa, e quindi quello che è stato raccolto è sicuramente salvo, almeno non ho sentito in questi giorni particolari disagi per quello che riguarda la struttura cantina che contiene oggi il vino nuovo. E dal punto di vista della qualità è quello che l'annata ci ha dato, l'annata, come sappiamo tutti, molto abbondante di quantità e direi generalmente che molto buona. E quindi insomma, allora, partiamo, no? Lo stato del mondo del vino. La prima roba è fare un'istantanea su quello che è accaduto in queste ore, per cui diciamo, almeno lì insomma, sembra che non ci dovrebbero essere dei problemi. Lì invece andiamo a vedere perché ho coinvolto queste tre figure, ovviamente, perché insomma, siamo alla fine della vendemmia, abbiamo una nuova annata, abbiamo dei corsi che stanno iniziando, perché rimane il fatto che l'AIS è una realtà che fa cultura sul mondo del vino, abbiamo un prezzo dell'uva, in particolare il Prosecco, che è molto diminuito, vediamo di capire se e come può incidere su quelli che sono i valori dei terreni. E abbiamo un'azienda che da sempre è specializzata nel biologico, no? Quindi partiamo da lei, Nardi. Che cosa vuol dire, che cosa significa per il mondo del vino il biologico e ovviamente per quelle che sono le tendenze più internazionali dei gusti del consumatore? Sì, è sicuramente un fenomeno in crescita importante sui mercati internazionali. E diciamo che questa spinta commerciale sta portando anche un cambiamento proprio nei metodi di coltivazione in loco, tanto che ci sono molte aziende in conversione.
Allora, giusto per spiegare cos'è questo modo, che non è un altro mondo ma è un altro modo di coltivare, no? Sostanzialmente è una ricerca, è la visione del vigneto come un ecosistema che va gestito nel suo equilibrio di organismi viventi. Quindi il vigneto è composto da piante, da microorganismi, da insetti, e il viticoltore biologico deve in qualche modo governare questa convivenza, no? Quando è che un vino può fregiarsi del logo del biologico? Tra l'altro lei ce l'ha anche da mostrare. Sì, può fregiarsi dopo 3 anni che c'è stata la conversione, no? Perché per 3 anni non devo usare assolutamente prodotti chimici, no? Questo è il logo della Comunità Europea. Quindi la Comunità Europea, partiamo che ha generato questo identificativo e va sui prodotti che vengono appunto generati tramite questo sistema di coltivazione, corretto? Certo. Quindi quando vengono rispettati questi criteri di equilibrio e di lavoro con la vita del vigneto, no? Senza usare pesticidi, allora il prodotto dopo 3 anni di conversione può fregiarsi di questo logo e quindi è una certificazione che quel prodotto è biologico. Dal punto di vista immobiliare, è ovvio che l'aspetto biologico, come dire, è qualcosa che arriva grazie all'atteggiamento e alla pratica, no? Però avete sentito una qualche tendenza diversa rispetto a prima? Cioè una clientela che dice no, io adesso voglio iniziare questo tipo di produzione? Gran parte delle richieste del mercato si sta mettendo proprio in moto per cambiare il proprio sistema. Adesso non la totalità, però insomma gran parte delle aziende cercano di innovarsi e di andare verso il discorso del biologico, proprio perché comunque avere un minore impatto ambientale e tutto quello che sappiamo. In più comunque giustamente sul biologico abbiamo anche degli introiti maggiori, quindi comunque anche l'agricoltore o chi appunto produce vino è anche motivato. Introiti anche costi però immagino, o no? Anche costi, nello specifico abbiamo qui chi può spiegarci. Costa di più produrre in maniera biologica? Costa in termini di manodopera di più, perché bisogna una maggiore presenza dell'uomo, no? Per governare il contesto del vigneto. Quindi un po' di costo in più c'è, anche se poi c'è una premialità che ovviamente direi che giustifica la scelta, sicuramente. E il consumatore come lo approccia il vino biologico? Il consumatore ovviamente se a questo marchio europeo corrisponde un concetto di qualità, quindi una corrispondenza di un'uva che dà un vino in quel particolare territorio, se il fatto di condurre il vigneto e la vinificazione di cantina in un certo modo rafforza i caratteri e le differenze, quindi vitigno da vitigno, territorio da territorio, ovviamente il consumatore non può essere che attento, gratificato e gratificante nel suo scegliere, selezionare, farsi consigliare questa tipologia di vino. L'importante è che dietro questo grande movimento che c'è oggi non solo in Italia ma in tutta Europa, magari non si vada a celare anche o a giustificare qualche difetto che qualche vino potrebbe anche manifestare. Su questo noi come sommelier, essendo intermediari tra la produzione e il consumo, dobbiamo anche aiutare il cliente nella scelta corretta. Allora, brevissima pausa e poi riprendo la chiacchierata con i miei ospiti. Allora, riprendiamo la chiacchierata sul tema, sullo stato del vino, del mondo del vino, 0422 162 6798 e abbiamo aperto la trasmissione dopo il collegamento con Belluno e col Presidente della provincia Padrin, affrontando innanzitutto il tema del biologico, proprio perché si tratta di una delle tendenze. Noi insomma in questa sede cerchiamo anche di parlare e anticipare quelle che sono le tendenze del mercato, sia in termini di produzione che poi anche di acquisizione da parte dell'utente. Quindi il mondo del biologico, giustamente Edi Furlan come sommelier, tra l'altro sfrutto anche insomma, la tua imprenditorialità nella ristorazione.
dal punto di vista della ristorazione, quindi chi è fruitore insomma, appunto, alla panoramica, te lo chiedono il vino biologico? Cioè, è una discriminante? No, è ancora in fase, direi, iniziale, non si è ancora rafforzato questo tipo di richiesta in quantità significative. C'è il consumatore attento, il consumatore che vuole scoprire nuove emozioni, nuovi caratteri legati a quello che può essere la bottiglia o il calice di vino, che magari si lascia condurre e facilmente riesce a proporglielo, purché glielo spieghi anche. Devi garantire che dietro c'è una qualità. Allora, e qui Nardi le faccio questo tipo di domanda: quali sono diciamo, le richieste più frequenti? Cioè, qual è l'utente tipo, il consumatore tipo di un vino biologico? Allora, i mercati trainanti sono quelli del Nord Europa e del Nord America, quindi questo dà già un'idea, come dire, mondi che sono sempre stati più vicini alle tematiche ambientali, alle preoccupazioni di questi fenomeni, poi che sono le conseguenze, no, dei cambiamenti del clima. Quindi è di solito un consumatore attento, no, che ricerca maggiore salubrità, quindi dei contenuti accessori a quello che è la tipicità del prodotto. Ovviamente, come diceva il Presidente Furlan prima, la qualità non si può prescindere dalla qualità, no? Però ci devono essere altri elementi a completamento di questi valori. E direi che anche nel mondo italiano si sta osservando che se il biologico viene messo con discrezione, no, all'interno delle carte dei vini, i ristoratori si sono resi conto che c'è una richiesta, no? E questo è giusto, è corretto, perché va messo in termini di rispetto anche di tutte le scelte sui carti dei vini che sono state fatte prima, no? Con tutta una ricerca molto importante che i ristoratori hanno fatto, però hanno colto, no? Questo inizio, questo germoglio che si sta sviluppando. Voi da no? quanto fate vino biologico? Dall'85, quindi siamo storici. Siete stati tra i primi. Lei mi è capitato, Martinuzzo, che insomma, una persona che voleva acquistare un terreno chiedesse che cosa veniva coltivato prima per capire se in qualche modo poteva aver inciso sulla qualità del terreno stesso? Allora, questa è una domanda che appunto chi conosce un po' il mondo del vino sa che comunque c'è la conversione da fare, eccetera, quindi è importante sapere cosa c'era coltivato prima, ma relativamente, nel senso che comunque uno quando parte sempre da zero. Però sì, c'è un'attenzione sempre maggiore su questo tema, infatti potrà anche confermarcelo, le superfici in cambio di destinazione sono ogni anno sempre maggiori, proprio perché l'attenzione si sta cominciando a focalizzare lì, come ha detto anche il governatore Zaia, insomma il futuro è quello. Punto. Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, ci ha seguito in queste ore? Certo, certo. Posso chiederle di sì, fare i complimenti ai miei colleghi che hanno fatto un lavoro meraviglioso? Ma li ho già fatti al mattino dalla Mirella, perché ho detto se non ci fossi stati voi la RAI non è che si sia tanto disperata. E siete stati bravissimi veramente, perché ore e ore di diretta non è facile. No, veramente sono stati anche bravi. Per gli orari e per tutto, e bravissimi. Volevo chiedere una cosa. Prego. A quale distanza da un vigneto che fa biologico a quello che non lo fa? Se il proprietario confinante lo fa anche lui, è biologico. Altrimenti non credo che si possa chiamare biologico. Insomma, adesso mi ripeto col biologico. No, ma è una domanda interessante la sua. No, come con la frutta e con la verdura, perché ragazzi, quando andiamo al supermercato le signore vogliono tutte le mele uguali, i citrioli tutti lunghi uguali, i peperoni che non abbiano niente, ma non sanno che se arriviamo a questo punto vuol dire che abbiamo molti veleni nel corpo, ma perché anche quando compro i limoni nelle retine è scritto non edibile, e non edibile significa che la buccia è cancerogena, ma perché ho guardato in internet, guardate pure,
e non è scritto sul cartellino, però in certi posti i limoni sciolti non è scritto non edibile. E siccome che costano anche dai 2,90 euro a 2,70 euro, 2,90 euro, e non scrivono non edibile. Allora, grazie, questo voglio dire. Grazie Giulia, facciamo rispondere, grazie a lei. Allora partiamo io i limoni insomma li lascerei un attimo da parte perché parliamo di vino, però la domanda è assolutamente pertinente perché giustamente insomma non biologico, cioè biologico significa appunto non usare certi trattamenti anche, no? Che distanza ci deve essere tra due coltivazioni, una bio e una non bio? Allora è ovvio che viviamo in un mondo convenzionale, quindi il bio è un'evoluzione, no? Che vive all'interno di questo mondo. Dove è possibile si gestiscono con siepi, con distanze, però molto frequentemente i vigneti sono adiacenti gli uni agli altri. Quindi la criticità va gestita, no? Alcuni organi di controllo, di certificazione, obbligano all'esclusione dei filari perimetrali, quindi togliamo tutto quello che sta e quindi quello viene destinato... Il primo filare. Il primo filare. Però non basta, no? La signora giustamente solleva una questione molto critica, no? Ed è molto importante da monitorare, perché poi nel resto bisogna fare anche delle analisi sui residui, perché ovviamente quando ci fregiamo di questa certificazione dobbiamo essere assolutamente certi che i residui non ci devono essere nemmeno per deriva da altri vigneti. Quindi la prova provata è che queste analisi siano a risultato zero. No? Quindi diciamo non c'è esattamente un parametro metrico, esattamente. L'unico parametro è quello che può derivare dall'analisi del prodotto, sostanzialmente, analisi chimica. Quindi Giusy è così, purtroppo non possiamo andare a dire tu devi stare un metro più in là, ma le componenti sono altre. L'esclusione dei filari. Bene, mi sembra insomma che siamo assolutamente riusciti a rispondere. Sentite, sempre parlando di stato del vino, insomma, una cosa di cui si è parlato tanto in questi mesi è stata la quantità di uva prodotta, no? Se ne accennava anche prima Eddie. In particolare sappiamo che le nostre zone sono ricche di coltivazioni di glera, quindi prosecco, e il prezzo stesso dell'uva è calato tantissimo perché la quantità era notevole, no? A quanto siamo arrivati il prezzo dell'uva? Anche sotto l'euro. Ok, allora, tutto ciò, la domanda è... Qualcuno è declassata, di due mi parlavano di 30-40 centesimi. Glera, però quella ad hoc diciamo che siamo sull'euro, euro e 10, quello è il valore. Per ad hoc sì. Allora, la domanda è: quanto bene o quanto male fa al mondo del prosecco, visto dalle rispettive posizioni, questa grossa produzione e quindi questo calo del prezzo? Vi ho già fatto la domanda, non capisco dalla regia alla fine qual è il segnale che mi vogliono mandare, se è della pubblicità o del telefono, nessuno dei due. Pubblicità, bene, allora breve pausa e quando rientriamo sentiremo la risposta. Grazie. Ci siamo lasciati una domanda precisa, ossia se e quali ripercussioni può avere la diminuzione del prezzo dell'uva, il calo del prezzo dell'uva sulle rispettive competenze. Allora, partiamo dai terreni agricoli, a coltivazione di prosecco. Quindi ricordiamoci una cosa, allora, il prosecco è o DOC o DOCG, poi c'è la glera, che sostanzialmente è lo stesso uvaggio, la stessa uva, aspetta un attimo, altrimenti mi cazzia. Vitigno. È solo che qual è la differenza? Che in un determinato territorio, in un determinato contesto che è sottoposto a un disciplinare può essere o DOC, se appartiene a un'area sotto la DOC, denominazione di origine controllata, che è molto ampia in questo caso perché ricopre ben 9 province tra Veneto e Friuli, oppure DOCG se appartiene ai due siti delle colline di Conigliano Valdobbiadene da una parte e del Montello e Asolo dall'altra. Benissimo, quindi anche prima un consiglio per i consumatori: quando vi dicono ti do un prosecco e non è fatto in queste zone, non lo è, cioè, non può chiamarsi prosecco, si chiama glera. Quindi la diminuzione del prezzo dell'uva sulle tre casistiche incide per qualcuno sul valore dei terreni? Quest'anno sì, abbiamo avuto veramente una dimostrazione
okay? Mentre negli anni scorsi tutti erano stati, diciamo così, invogliati, ingolositi da questa torta, da queste idee, da tutte le richieste che c'erano, quest'anno hanno ricevuto una bella, freddura, proprio perché ogni bene vale un po' per quello che rende, no? Quindi in agricoltura si è sempre stati molto attenti perché il valore e la resa soprattutto di coltivazioni e tutto quello che ne concerne è sempre stato molto basso. Negli ultimi periodi, appunto, con questo fenomeno del vino abbiamo avuto un innalzamento importantissimo dei valori proprio perché rendevano tanto, okay? Quindi comunque le richieste erano tante anche perché appunto c'era questo discorso. Quest'anno abbiamo avuto che in tanti casi faranno fatica a pagare le spese, cioè questo è il discorso, quindi da avere così il portafoglio pieno a trovarsi... Questo vale per tutte e tre le categorie che abbiamo citato? No, ci sono da fare dopo delle differenze, questo è per il discorso di massa che si diceva prima, per quello che riguarda il glera. Per fortuna appunto... Tra l'altro questo era già stato ampiamente anticipato dal governatore Zaia, che aveva detto mi raccomando non piantate più glera, eccetera. Comunque venendo invece alle tre denominazioni si sono collocate un po' in quello che può essere il loro valore reale, quindi quest'anno insomma abbiamo in teoria raggiunto la normalità, e questa dovrebbe rimanere. Questo comporta una diminuzione degli acquisti? Una leggera diminuzione dei prezzi, sì, terreni, leggera su quello che riguarda queste tre tipologie. Molto molto più sentita su quello che riguarda il glera normale. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Posso fare una domanda? Certo, prego. Io vicino a casa mia, alla distanza di un 20 metri, 25, c'è un vigneto. Quando mettono il solfato, passano con la botte, si girano per andare da un filare all'altro e lasciano che esce e purtroppo c'è un odore nauseante in casa. Come possiamo... a che distanza dovrebbero chiudere la botte o hanno degli orari per metterlo? Perché lo mettono alle 7 di sera, praticamente il mese di giugno-luglio che è caldo, non posso aprire le finestre perché si sente fin tardi. Allora, grazie. Lei, Nardi, ci può dare una risposta a riguardo? Grazie, la salutiamo. Allora, nell'area dei 15 comuni che riguardano la DOCG, ogni comune è stato dotato di un regolamento di polizia rurale, no? Che può essere consultato dai cittadini. In questo regolamento sono precisate distanze, eventuali orari. Questo vale solo per la DOCG? Credo di sì. E solo per chi produce prosecco? Sì, ma generalmente è la maggior parte è quella. Nell'area ad hoc ritengo che qualcosa sia stato fatto anche in questo caso dai comuni, no? Perché ci sono comunque delle normative che regolano distanze, eccetera. Però non riesco a essere preciso, insomma, nell'ad hoc. Quindi, insomma... Consultare il comune, varia comune a comune, poi varia anche è un problema di educazione, io direi, certo. Alla base, non tanto di regole, è un problema di educazione, perché quando fai il giro la buona norma o l'intelligenza ti dice di fermarti un attimo prima e ripartire dopo, sì, cioè non ci vuole... Certo. No? Ovviamente vale in tutti i contesti il concetto dell'educazione e del buon senso. Eddie Forlan, quindi alla domanda... Questa diminuzione del calo dell'uva, a questo punto la cosa che ti posso chiedere è: il consumatore ne gioverà in termini di diminuzione del prezzo del prodotto o no? Il consumatore di oggi è molto attento, che beve meno rispetto al consumatore di ieri, ma di più alta qualità, ovviamente non è spaventato da quello che può costare oggi una buona bottiglia di prosecco. È consapevole, perché magari è documentato o comunque frequenta i posti giusti, che il meno uva produce un ceppo di vite, quindi una vite, più qualità c'è all'interno dell'acino e quindi anche del vino stesso nella bottiglia. Ovvio, dove si produce con masse importanti, questa non è un'attenzione
primaria, mentre invece chi vinifica nelle zone di collina, ovviamente non potendo anche fare diversamente, si attiene a certe quantità per ceppo, certe quantità per ettaro. Gli esuberi sono difficili da raggiungere in colline, quindi nelle zone di OCG, e ovviamente il vino ne guadagna in qualità. Arriviamo al produttore. Che cosa significa questo calo del prezzo dell'uva? Perché ovviamente dove ci sono i consorzi c'è anche l'intervento appunto in termini di calmierazione o di altro. Come funziona? Allora, dal 2009, quando è stato istituito il DOC, c'è stato uno sviluppo del Prosecco DOC, in particolar modo, molto violento, molto grande, no? E questo ha continuato a creare una tensione sulla disponibilità di uva, che ovviamente il Consorzio ha cercato in molti modi di gestire, no? Però fino al 2017 eravamo lì che non si sapeva se la quantità era sufficiente. Nel 2018 finalmente il sistema è entrato in equilibrio, che era un desiderio del Consorzio. Quindi vuol dire che il lavoro di far crescere le superfici e la produzione ha avuto un grande significato, no? Di riportare, di far raffreddare i prezzi, perché nel 2017 avevamo raggiunto valori che erano troppo importanti, no? Perché ci mettevano in competizione con vini di altra fama. Invece ora stiamo rientrando in quello che è il giusto valore di quotazione del Prosecco, che remunera i viticoltori, quindi questo è molto importante, che remunera i trasformatori e permette di essere competitivi a livello di mercato. Sia locale ovviamente che nazionale. Che nazionale, sì. Ridò la linea alla regia. Allora, è ovvio che quando in Veneto, tra l'altro noi trasmettiamo dalla provincia di Treviso, si parla di vino, insomma è uno dei campioni, anzi sono il campione in termini di vendite e di metri, di ettari coltivati, è il Prosecco, no? Però proviamo a fare un excursus al di fuori di questo mondo, partendo da Edi Furlan. Tu appunto sei presidente emerito nazionale dell'AIS, quindi sommelier. Voi come sommelier siete una figura particolare, no? Perché dovete essere completamente imparziali, giustamente. Sicuramente. Questa è la prima, cioè penso che è la prima cosa che insegnate anche ai vostri corsi, no? Certamente. Noi abbiamo proprio come ruolo quello di essere comunicatori imparziali alla costante ricerca della qualità sul territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda i vitigni che danno una personalità proprio in quel territorio. E con imparzialità ovviamente li promuoviamo, li comunichiamo, partecipiamo assieme con il consumatore alle degustazioni per far capire perché quel vitigno messo proprio lì, in quella situazione, dà dei caratteri che non si possono trovare altrove. Non so, vogliamo fare un esempio? Nebbiolo delle Langhe non si trova in nessun altro posto. Vogliamo dire il Manzoni dei Colli di Conegliano non si trova in nessun altro posto. Non so, la Ribolla o la Malvasia o il Verduzzo che si fa nei colli orientali del Friuli sulle colline udinesi non si trova in nessun altro posto, né in Friuli né fuori. Quindi sono dei vitigni che hanno queste caratteristiche organolettiche che noi comunichiamo e cerchiamo di far apprezzare e capire ai nostri consumatori finali, che vanno quindi ricercate in quei territori e comunicate con la giusta imparzialità. E mediamente in questi anni, perché insomma è da qualche mesetto, no, che fai parte dell'AIS, hai visto un cambio del consumatore in termini di curiosità e di richiesta? Sì, certo, certo. Ci sentiamo anche giustamente meritevoli di questo cambiamento, perché la nostra è l'organizzazione più importante a livello mondiale per la comunicazione del vino, e quindi ci sentiamo anche gratificati nel lavoro che svolgiamo. Oggi abbiamo raggiunto i 40.000 soci sul territorio nazionale, un decimo li abbiamo sul territorio regionale, siamo quasi 4, ormai mancano poche unità e 4.000 iscritti alla nostra associazione. Quindi ci fa piacere partecipare a questa crescita qualitativa. È importante il settore dei mercati, è giusto che ci sia il giusto equilibrio, come diceva
il nostro Ivo Nardi. Sì, Ivo Nardi, equilibrio che giustamente anche con la galera abbiamo dovuto, col Prosecco abbiamo dovuto raggiungere per raggiungere, diciamo, un mercato significativo, anche se abbiamo raggiunto i 500 milioni di bottiglie, vero Presidente? Ecco, quindi non sono poche, no. Siamo 7 miliardi di abitanti sul pianeta, 14, mezzo miliardo di bottiglie, vuol dire una bottiglia ogni 14 persone che abita il pianeta, compresi i bambini, anziani, musulmani, eccetera, eccetera. Cioè, stiamo bevendo bene oggi, Sì. Vabbè, insomma, anche parlando dello stato del vino, è un bel segnale poter dire che si beve bene. Roberto Martinuzzo, allora, ovvio che chi compra un terreno, ripeto, non è che per forza deve dialogare con chi glielo vende o con chi fa da tramite nel dire esattamente cosa ci farà in quel terreno. Però immagino che insomma, nel dialogo le capita di sapere che cosa ci andrà a fare, no? Certo. E quindi la domanda è, c'è una tendenza ad uscire dal mondo prosecco per testare delle situazioni particolari e se sì quali? Ecco, per la prima volta diciamo che quest'anno, io aggiungo anche finalmente, tra virgolette, l'agricoltore comincia a farsi anche delle domande, okay? A dire, beh, forse esiste qualcos'altro oltre al vino, perché adesso a parte quelle 3 tipologie, vuol dire non è che ci siano introiti enormi. Quindi comunque ha questa scelta, si trova davanti o a incalmare, diciamo, quindi a sostituire la piantina, okay? La parte, e mettere un'altra tipologia, perché sono andati giù veramente tantissimi terreni con questa glera, oppure si trova nell'idea di dire vediamo nel comparto agricolo che cosa posso piantare e quali possono essere le alternative. In questo momento, come stanno andando le cose, alternative insomma ce ne sono diverse, quindi ecco, abbiamo un futuro dove probabilmente ci sarà un po' più di diversità sulla compagine. Cos'è che rende molto adesso? Allora c'è chi si impegna sul melograno, però lì abbiamo il problema che non abbiamo tutta la filiera completa, sicuramente in futuro ci sarà. C'è chi pianta nocciole, noccioline, che fa i contratti anche a 5-10 anni. C'è chi si sta cominciando a mettere con i kiwi, che anche lì siamo intorno all'euro 80, 2 euro al chilo, quindi anche questi potrebbero dare un buon introito. C'è chi comincia a mettere frutta, cioè varia, dopo dipende un po' dalla zona, adesso stiamo parlando del Veneto, ma insomma dipende un po' dalla zona dove ci troviamo, però cominciano a esserci delle serie alternative su cosa fare. Da produttore di vino, quanto apprezza le alternative e i cambiamenti, Nardi? Io rimango però all'interno del mondo viticolo, no? Ovvio, mi piace. Ovvio. Cioè, mi piace vedere il Veneto in questa maniera, no? Ha il grande asset del Prosecco DOC di OCG, poi abbiamo un'altra struttura robusta che è quella del Pinot Grigio, no? Che è quella, salvo un po' la flessione di quest'anno, conserverà un ottimo trend. Poi... Ma ha inciso per caso il fatto che è entrata questa nuova DOC o no, sul Pinot Grigio? Probabilmente c'era necessità del raggiungimento di un equilibrio, però non va vista in termini negativi, ma di comunque risistemazione del sistema, perché ora è governato, no? Quindi quando si passa da un sistema gestito liberamente a uno governato ci sono sempre delle ripercussioni che non si sa bene come interpretare, però sicuramente il buon governo aiuta poi a ridare valore, no? Quindi sarei fiducioso in questo percorso. Ora ci resta da sistemare la fascia bassa, no? Che è quella del Glera IGT. Il Veneto potrebbe diventare un serbatoio di produzione di vini comuni che comunque sono altovendenti nel mondo, no? E utilizzando questi sovrainnesti, no, con vitigni resistenti che quindi non hanno bisogno di trattamenti o pochissimi, potremmo fare con molta semplicità e a bassissimi costi dei vini comuni biologici che potremmo vendere un attimo più nel dettaglio cosa vuol dire vitigni resistenti e se mi sembra di capire, perché qua mi coglie impreparato, no? Che esistono dei tipi di vitigni che sono più resistenti, quindi hanno bisogno di meno trattamenti. Mi sembra che l'equazione sia questa, corretto? Certo, certo. Ma costano di più degli altri? No. E perché vengono poco utilizzati? Perché sono nomi strani, il Bronner non si conosce, no? Cioè sono
e comunque sono anche di recente iscrizione nella Regione Veneto per l'autorizzazione all'impianto, perché è un mondo di ricerca, no? C'è Rauscedo, no? I vivai cooperativi che stanno lavorando alacremente su questo tema, perché è un tema che interessa, no? È una ibridazione sostanzialmente, vengono portati dei geni di resistenza all'interno delle viti. Anche ipoteticamente si potrà ragionare in futuro di una glera resistente, però c'è molto lavoro ancora da fare, no? E ovviamente con costi molto più contenuti, no? Si possono coltivare e produrre dei vini, perché no? Cioè è comunque un volume importante, no? Di consumo di vini comuni che potrebbero diventare competitivi rispetto anche a quelli che normalmente si producono in Emilia-Romagna, no? Diventerebbe un altro asset straordinario, a mio avviso. Eddie Furlan, come la vedi in questa... Sono molto curioso, anzi noi qui fra pochi giorni terremo un seminario proprio su questo tema al Maggior Consiglio qui di Treviso, e tratteremo proprio, e addirittura con delle microvinificazioni già fatte per poter assaggiare anche questi nuovi, diciamo, speranze di viticoltura sostenibile, perché quello che ha detto il signor Nardi ovviamente è giustissimo e preclude anche il fatto che immettiamo meno sostanze tossiche nell'aria e nel terreno, perché meno ci vai, meno bisogna la vita di te, uomo coltivatore, più sta bene l'aria anche il terreno. Sì, beh, di conseguenza. Se posso aggiungere, no? Questi vitigni nell'Alto Adige, nel mondo tedesco, vengono impiegati anche per produzioni d'eccellenza, quello è un percorso di valorizzazione, no? Cioè lì poi bisogna fare delle scelte, dei pesi, no? Tarature da vitigno a vitigno e capire quale può essere la destinazione migliore. Ma vista la nostra contingenza, cioè questa potrebbe essere un'operazione che sistema molte cose, insomma. Bene signori, siamo giunti al termine di questa puntata particolare, ripeto, ricordo con l'intervista in diretta con il Presidente della Provincia di Belluno, Padrin, scusatemi, ma fare il mix di tutti i nomi comincia anche a essere un po' complicato, e io veramente faccio un in bocca al lupo a tutti coloro che sono ancora magari fuori casa o in gravi situazioni, e faccio anche un grosso in bocca al lupo a uno dei settori strategici dell'economia della nostra regione, perché certo tante componenti, ma ricordiamo che il mondo del vino da lavorare a tantissime persone, è un mondo fondamentale per, ripeto, la nostra economia, e quindi un bocca al lupo a voi tre, sostanzialmente, che in questo caso, in questa sede, rappresentate tutto un intero settore. Grazie, grazie alla vostra disponibilità, grazie. E un caro saluto a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Ciao a tutti.